Ciao Carlin, adesso chiedervo un lus al porta. Beh, la battuta può venire molto facile o anche più semplice ancora, der Vic, la porta al porta, per ricordare il fatto che, come abbiamo già ricordato in un video precedente, quest'anno, esattamente dopodomani, il giorno 5 gennaio, ricorrono i 200 anni della morte di Carlo Porta. Carlo Porta, poeta ambrosian, come ricorda lui, riconosciuto sicuramente come il maggiore o fra i maggiori scrittori milanesi, o meglio in milanese. Lo ricorderemo durante quest'anno, ci sarebbero tante cose da dire, ovviamente sono stati scritti libri, opere su di lui che si potrebbero citare. Per stavolta, per cominciare a introdurre il tema, insomma, cominciare a presentare il nostro personaggio, questo grande scrittore, fra i tantissimi brani, ma voglio solo citare una quartina di un sonetto dove lui ricorda, diciamo, il fatto che trovarsi in libertà, in tranquillità, in santa pace con gli amici a tavola è una delle cose più simpatiche e più belle che possano esserci. Quindi iniziamo con un dato positivo all'inizio di quest'anno. Il mangiare bef in santa libertà, in mes ai galantomen, ai amis, in temp d'inverna al colt, al frex d'està, diga chi ver l'August cunti barbis. Dice ovviamente d'inverno meglio stare al caldo, al fresco possibilmente d'estate, però stare appunto in compagnia è una cosa che ovviamente piace a tutti. Carlo Porta, milanese, scrittore, gran Meneghin, gran Ambrosian, ci ricorderà i vari luoghi di Milano dove ha collocato i suoi personaggi sia veri che immaginari, quindi parlerà del Dom, del Verzé, della Piazza Mercante, del Carobi, insomma di tanti siti, e il troveremo proprio lì. Ciao Carlin!